Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Spostamento del coprifuoco alle 23, modifica dei parametri per la classificazione dei colori delle regioni. Sono i due temi rispetto ai quali si attendono indicazioni da Roma. Per il divieto di spostamento si attende di valutare l'effetto sui contagi delle riaperture scattate il 26 aprile. Come da proposta avanzata da Fedriga si sta ragionando all'ipotesi dell'RT ospedaliero per assegnare i colori alle regioni. Domani confronto in merito tra governo e regioni. Le decisioni sul coprifuoco è probabile saranno prese dopo il monitoraggio della cabina di regia del 21 maggio. Troppo presto, venerdì questo, per decidere se posticipare o meno l'orario attualmente fissato alle 22. Ci si attende che solo la prossima settimana saranno misurabili gli effetti sulla curva dei contagi del piano delle riaperture scattato il 26 aprile. D'altro canto, l'esecutivo nazionale sarà impegnato per un tagliando sul coprifuoco a metà maggio. Non è escluso che dopo il monitoraggio di questa settimana il weekend sia tempo di riunioni e confronti sul tema, con qualche novità già da lunedì. Le regioni, guidate da Massimiliano Fedriga, hanno presentato al governo la propria proposta in cui chiedono di accorciare di un'ora, portandola alle 23, il divieto di spostamenti. Sia il ministro della Salute Speranza che il premier Draghi frenerebbero però rispetto a questa ipotesi. Domani invece è in programma il vertice tra regioni e governo sui parametri alla base della classificazione del livello di rischio dei territori e dunque dei colori. Il comitato tecnico scientifico sta lavorando alla revisione assieme ai tecnici delle regioni. Il presidente Fedriga aveva sottolineato nei giorni scorsi l'inaffidabilità dell'indice RT, che a fronte di una bassa incidenza di casi schizza in alto a fronte di pochi contagi in più, con il rischio di nuove chiusure. La proposta delle regioni, sulla quale si sta lavorando, è di tenere in maggiore considerazione l'incidenza e l'RT ospedaliero. In questo modo si eviterebbe il facile ritorno in arancione per i territori in bilico. Dopo l'incontro con il ministro Gelmini, il comparto wedding è fiducioso nella possibilità questa settimana di avere la data di ripartenza dei matrimoni. L'associazione Insieme per il Wedding auspicava come data di partenza il 1° giugno, ma la più fattibile sembra essere quella del 10 giugno, come conferma la portavoce Stefania Vismara, che si dice pronta a lottare anche per la richiesta dei ristori. Siamo stati ricevuti sia al Senato che in Parlamento e abbiamo parlato, incontrato tutti i gruppi politici, in quanto la nostra associazione è apartitica e apolitica. In particolare ovviamente sia la Gelmini e anche Sileri. E ci hanno garantito entrambi che se il trend più che dei contagi, proprio dei vaccinati e delle eventuali terapie intensive continua così come sta continuando, fortunatamente ci garantiscono entrambi che entro questa settimana ci verrà data la data. Quale sia di preciso, noi abbiamo assolutamente battuto sia appunto per avere una data certa immediatamente, sia perché questa fosse il 1° di giugno. Anche il Cittafiera di Martignaco, con i suoi 1700 operatori, ha aderito alla protesta simbolica di questa mattina, durante la quale i punti vendita di 1300 centri commerciali d'Italia hanno manifestato contro le chiusure nei fine settimana. Sono state abbassate le saracinesche per alcuni minuti. Chiedono l'immediata revoca delle misure restrittive che da oltre 6 mesi impongono la chiusura dei negozi nei giorni festivi e prefestivi. Una protesta che vuole dare voce ai 780.000 posti di lavoro in Italia. Solo il Cittafiera conta al suo interno 1700 persone che vi operano. È un piccolo segno, uno stimolo perché le persone capiscano che stiamo lavorando in sicurezza e come lavoriamo in sicurezza dal lunedì e venerdì possiamo farlo anche il sabato e la domenica. Il weekend per noi è il momento di maggiore introito ovviamente e quindi è molto penalizzante. Diciamo che stiamo sopravvivendo a questa situazione che però non troviamo assolutamente giusta. La perdita veramente si sente ed è parecchio, più di 50% si sta perdendo appunto perché i sabati e domeniche prefestivi siamo chiusi, mentre il centro storico è aperto e magari il flusso di gente che avevamo qui sabati e domeniche non ce n'è più. Ho l'attività sia qui al centro commerciale Cittafiera
perché credo molto nei centri commerciali. Da 3 anni siamo presenti qui e da 18 a Udine. A Udine teniamo aperto nei weekend, è riaperto a norma con tutti i distanziamenti e tutto quanto, però l'assembramento che c'è nelle città, naturalmente, qui al Cittafiera non c'è. E non c'è una ragione sanitaria perché qui non si possa tenere aperto, abbiamo tutto a norma. La cronaca, nuovo furto nel negozio Sportel di Tavagnacco, alle 2 è scattato l'allarme che ha fatto intervenire Carabinieri e Vigilanza Mondial Pol. I ladri hanno sfondato la vetrata adiacente all'ingresso con un'ascia, hanno rubato alcune biciclette per un danno di 10.000 euro. Il negozio era stato preso di mira solo pochi giorni da ladri acrobati per un danno di 30.000 euro. Numerosi rintracci di migranti questa mattina tra Duino Risina e Trieste. Alcuni sono stati segnalati camminare lungo la corsia di emergenza del raccordo autostradale 13. Una decina di stranieri sono stati rintracciati in strada dal comune, da Orisina, dalla Polizia di Stato, rintracci anche in centro a Trieste. Ricevitorie nel mirino dei truffatori in Friuli Venezia Giulia, diversi casi di malviventi che fingendo di essere tecnici della lottomatica si fanno accreditare denaro su conti correnti o carte prepagate. Si finge tecnico specializzato della lottomatica per eseguire dei test sui terminali della ricevitoria, ma in realtà è un truffatore. È successo ieri in una tabaccheria di Basiliano, dove la dipendente è stata raggiunta dalla telefonata di un malvivente. Certa di parlare con un tecnico affidabile, è stata indotta a eseguire un'operazione di ricarica di 900 euro a favore del truffatore. Sulle sue tracce adesso ci sono i carabinieri della stazione di Campoformido. Non è la prima volta che accade nelle tabaccherie del Friuli Venezia Giulia, prese di mira nelle ultime settimane da questo tipo di raggiro. Sempre identica la modalità. La persona telefona dicendo di essere un operatore della lottomatica e convince il titolare o il dipendente della ricevitoria a eseguire alcune operazioni di test che poi in realtà altro non sono che dei versamenti in conti correnti o ricariche telefoniche. Diversi casi sono stati registrati, in particolare a Trieste, con danni anche di diverse migliaia di euro. Perfezionato l'accordo che era stato siglato a fine 2020, il gruppo Savio, storica realtà tessile di Pordenone, ora al 100% di proprietà dell'azienda belga Van der Wiele. Il gruppo Savio, storica realtà del tessuto imprenditoriale di Pordenone, fa ora parte a tutti gli effetti dell'azienda belga Van de Wiele. L'accordo per l'acquisizione del 100% delle azioni era stato formalizzato a fine 2020 con la cessione delle quote di Itaca Finance, società controllata da Alpha Private Equity, e ora è arrivato anche il perfezionamento. La nuova proprietà è leader mondiale nelle soluzioni meccatroniche a servizio di clienti dei settori tessile ed elettronico in tutto il mondo. Ha un fatturato di 370 milioni di euro, conta su 3.000 dipendenti e ha stabilimenti in Belgio, Cina, Italia, Francia, Svezia e Germania. L'operazione mira a rafforzare lo sviluppo industriale e internazionale di Savio, attivando importanti sinergie dal punto di vista commerciale e operativo. Nata nel 1911, Savio nel corso di oltre un secolo ha visto diversi passaggi di proprietà. Nelle intenzioni di Van de Wiele, Savio rappresenta un asset importante per l'alto di gamma, continuando a occuparsi di progettazione e produzione di macchine roccatrici e sistemi di controllo qualità per l'industria tessile. In settimana è previsto un incontro tra proprietà e personale. È l'unica scuola che è rimasta sempre aperta durante l'intero periodo della pandemia e il prossimo anno festeggia i 100 anni di attività. Fiore d'occhiello dell'artigianato artistico e della nostra regione, quella dei mosaicisti del Friuli a Spilimbergo, una scuola frequentata da studenti e professionisti provenienti da tutto il mondo. Nel 2022 la Scuola Mosaicisti del Friuli celebrerà i suoi primi 100 anni. Nel 1922 nasce a Spilimbergo la Scuola Mosaicisti del Friuli, quale importante occasione di formazione professionale per tanti giovani già nel primo dopoguerra. Il 2022 sarà un'occasione di festeggiare questo anniversario. Sarà un'occasione per festeggiarlo tutto il periodo dell'anno, 30 saranno più o meno gli eventi, fra congressi, convegni, mostre, pubblicazioni, un francobollo celebrativo da parte delle poste italiane. La Scuola Mosaicisti del Friuli anche quest'anno ha accolto una settantina di allievi provenienti da 18 nazioni diverse. Vengono qui per venire appunto a
imparare quest'opera e tentare di diventare maestri musicisti. A seguito della pandemia la scuola è stata una delle prime in regione a riaprire i battenti in presenza. È stato un esempio virtuoso, unico in Italia, di poter lavorare in continuazione durante tutto il periodo della pandemia. Noi abbiamo sviluppato un protocollo, quindi dei codici interni per poterci muovere in sicurezza. La Regione Friuli Venezia Giulia ha dato la possibilità alla scuola musicisti di poter continuare a lavorare durante tutto il periodo della pandemia. Unico esempio di realtà scolastica in tutta Italia. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata.